m'hanno messo al gabbio. M'hanno messo al gabbio non so manco perché. Boh. Ma, ma come si deve fare che una volta nella vita mi convinco a fare una cosa culturale? Te vado a questo museo. Dice, vai al museo a vedere l'opera d'arte. L'opera d'arte contemporanea. E io ti dico, vabbè, l'arte contemporanea, ci capisco un cazzo, ma vengo. Andiamo a vedere. Arrivo. Ti vedo sti quadri, vabbè, qualcuno mi piace, qualcuno non mi piace. A un certo punto, dopo 3 ore che quello parlava, io ho fatta più. Mi è scappato da pisciare. Oh, capita a tutti, capita pure a me. E il cesso non si trova, il cesso non si sa dove sta, a sti musei il cesso non si trova mai. Ti scappa tale, ginasa, la chiedi, quelli manco te esprimi, non ti capiscono. Ma io sto a un certo punto t'ho visto per pisciare. Certo era un po' aperto. Dico, vabbè, si vede che qui sono strani, sono artisti, vabbè, ognuno fate io, sono artisti, si vede che sono un po' zozzi, però alla fine e io ci piscio, ce la faccio più. Piscio, apro la bottega, non c'era nessuno, vedo uno che girava la sale e mi faccio sta pisciata. Mamma mia, non la facevo più. Mi sono liberato. La pisciata, mi arriva, mi sento toccati delle spalle. Che succede? Era una guardia. Mi dicevo, hai pisciato dalla scultura. Ma qua scultura, ma che sta? Ma questo sta a pisciare, qua ci sta il coso per pisciato, mi dice la scultura. Hai pisciato nella scultura, ma so cazzi tu. Mo t'arresto. Ma come me resti? Sto a pisciare, non c'è stai, sto a trovare la scultura, che cazzo mi stai dicendo, questo è il pisciato io? No, che è una scultura ignorante, ma non sai arte contemporanea, non ce la conosci? No, non la conosco. Che la prima volta vengo, c'è non si trova, pisciato qua, ma so cazzi tu allora perché mo t'arresto? Mi hanno arrestato, sto qua, in attesa del giudizio. Vabbè, speriamo bene. L'avvocato ho chiamato, ciao.